atmosfera, insomma anche ci dirà lui proprio con il suo intervento un po' di cosa si occupa, grazie anche a lui per essere qui. Marco Germani, ingegnere, banker, e ci spiegherà cosa vuol dire questa cosa, e il tema, come insomma lo sapete perché siete qui, scie chimiche. Credo che di cose da dire ce ne siano, immagino anche che ci sia qualcuno qui in sala che abbia qualcos'altro da dire, per cui io mi taccio e do a loro la parola. Grazie a tutti. Allora, grazie e benvenuti. Allora, io mi chiamo Giuliano Pittella, sono il coordinatore di un gruppo di volontariato culturale. Siamo un piccolo gruppo di volontariato culturale che si chiama CICAP del Friuli Venezia Giulia e che in qualche modo è collegato con il CICAP nazionale, su cui poi spenderò due parole. E il nostro piccolo gruppo è estremamente grato, quindi non esistono ringraziamenti per il Festival della Scienza di Pordenone e per voi che siete venuti qui ad ascoltarci. Noi siamo fuori dai circuiti ufficiali, delle università, dei grandi convegni, dei finanziamenti, lo dico perché purtroppo invece qualcuno insinua che noi abbiamo chissà quali finanziamenti da poteri forti, e quindi per noi è veramente una grandissima soddisfazione essere qui. Noi siamo contattabili come gruppo regionale. Esiste la pagina web del CICAP, www.cicap.org, e da quella pagina si va in Friuli Venezia Giulia e si trovano tutti i nostri riferimenti. E quindi ci potete mandare mail, noi vi rispondiamo, siamo a disposizione per chi vuole raccontarci degli episodi strani, su cui vuole avere magari il vostro parere, oppure vuole collaborare con noi, eccetera, insomma. Cos'è il CICAP? Allora, il CICAP è appunto questo comitato italiano per il controllo delle formazioni su paranormale, è nato con questo nome nel 1989 e poi ha allargato il suo campo di interessi e anche a un certo punto ha cambiato il nome, non si chiama più paranormale, ma si chiamano pseudoscienze. Questo gruppo, il CICAP, che invece non è un gruppo informale, ma è una vera associazione, ha diciamo una duplice anima, l'anima delle indagini e l'anima della divulgazione. Quindi all'inizio è nato soprattutto per fare indagini sui cosiddetti fenomeni paranormali, la terapia, la telepatia, la capacità di muovere gli oggetti col pensiero, e questi fenomeni che ora forse qualcuno potrebbero far sorridere, però negli anni 80 erano ancora abbastanza creduti, c'erano molte persone che credevano a questi fenomeni. E quindi il CICAP indagava, cercava di fare delle indagini scientifiche per vedere se e in quali condizioni si potevano osservare fenomeni di questo genere. Poi da questo tipo di fenomeni si è passati a fenomeni invece diversi, magari meno paranormali, però altrettanto strani, cioè per esempio coloro che pensano che attraverso un metodo scientifico si possano determinare i numeri dell'otto, oppure l'astrologia, oppure l'UFO, la radiomanzia e cose di questo genere. Alla fine, in particolare, le medicine alternative, cioè se è vero che esistono sistemi terapeutici efficaci che utilizzano tecniche assolutamente lontane da quelle che sono le normali tecniche scientifiche. Su tutti questi campi il CICAP, quando è possibile, quando è stato possibile, ha fatto delle indagini, ma poi soprattutto si è reso conto che più che fare indagini era necessario indagare su questi fenomeni. Divulgare questi fenomeni. Era interessante capire che se da una parte le indagini non davano nessun risultato, però un sacco di cittadini credevano, e ancora oggi credono a fenomeni di questo genere. Quindi l'anima divulgativa ha cominciato ad affermarsi. Quindi raccontare, parlare di medicine alternative, spiegare se queste medicine sono efficaci, che se non lo sono, perché. E quindi diciamo questo è diventato quasi più importante. Noi come gruppo CICAP Venezia Giulia
studia raramente abbiamo avuto occasione di fare indagini, è molto difficile che capiti di poter fare indagini. E quindi più che altro cerchiamo di raccontare alle persone determinate informazioni che la scienza è riuscita a scoprire su questi fenomeni alternativi che si crede appunto esistono, invece magari a un riscontro scientifico non esistono, e aiutare le persone ad avere strumenti critici per affrontare queste tematiche. Non è che a priori sempre noi immediamo l'esistenza di qualunque fenomeno strano. Noi vorremmo semplicemente che nei confronti di fenomeni strani le persone mettessero un certo senso critico quando vi vengono raccontati. E infine ci siamo spostati al cosiddetto complottismo, disinformazione, dietrologia. Che cosa sarebbe? Nulla di molto diverso di quello che abbiamo detto. Cambiano poi i fenomeni, le credenze sono cambiate, magari negli anni 80 si credeva a telepatia, fantasmi, poi successivamente magari si credeva di più alla New Age, alle energie strane, misteriose che vengono dall'Oriente o cose di questo tipo, e poi invece negli ultimi anni le cose sono cambiate. Le credenze che noi riteniamo strane possono essere per esempio le credenze che l'uomo non è mai andato sulla Luna, oppure che il dramma accaduto l'11 settembre sia stato provocato, non so, dal governo israeliano o dal governo americano. Ecco, questi fenomeni strani, queste credenze strane che sono più legate a questo punto alla politica, anche su queste noi non dobbiamo a priori ritenere che sono sempre tutto falso, che i complotti non esistono. Ovviamente dei complotti possono benissimo esistere, il problema è che c'è nell'opinione pubblica un comportamento a volte un po' folle, no? I giornalisti direbbero schizofrenico, cioè nei confronti delle affermazioni scientifiche o delle informazioni istituzionali c'è uno scetticismo generale, uno scetticismo, una sfiducia generale, quasi che se un'informazione viene dal Ministero della Sanità non si pensa alla scienza, ma magari si pensa alle tangenti che prende il ministro o cose di questo tipo, per cui non si crede alle informazioni istituzionali. Poi invece quando un signor anonimo scrive sul web, su qualche blog, un'informazione assolutamente strampalata, strampalatissima, improvvisamente il senso critico si spegne. Cioè il senso critico è utilissimo quando si parla al ministro della sanità, quando parla Nano Strambo sul blog www.disinformazione.it, stranamente qualunque sciocchezza dica, improvvisamente trova migliaia, se non milioni di persone che credono e che prendono anche le sue parole molto animosamente, tra l'altro. Per cui noi nel tentativo di stimolare il senso critico delle persone ci attiriamo un sacco di insulti, minacce di questo tipo, perché queste credenze strane sono credenze che toccano molto l'animo emotivo delle persone. Una di queste credenze che noi riteniamo strane è appunto questa cosiddetta delle scie chimiche, di cui però parleranno i due relatori, che sono un fisico dell'atmosfera e un ingegnere meccanico che si occupa anche di aerei e di atmosfera, e quindi parleranno loro. Io quello che voglio dire è che appunto, al di là di quello che sentiremo oggi, quello che io vorrei è che le persone davanti a un'informazione del genere prendessero più sul serio quello che dice la scienza rispetto a quello che dice uno strano personaggio che scrive sul web e che insulta tutti molto abilmente. Ecco, questa è la ragione. Siccome queste cose, ripeto, toccano